Un invito a sporcarsi le mani con la gente è stato formulato stamani dal Papa rivolgendosi ai sacerdoti durante la messa crismale in San Pietro. Francesco ha ricordato la vicinanza di Gesù alla folla e il suo contatto diretto con le persone, ma anche i 4 gruppi che sono destinatari preferenziali dell'unzione del Signore: i poveri, i prigionieri di guerra, i ciechi e gli oppressi. Non dobbiamo dimenticare, ha detto il Papa rivolgendosi ai cardinali, ai vescovi e ai presbiteri presenti, che i nostri modelli evangelici sono questa gente, questa folla con questi volti concreti. Il Santo Padre mette in guardia dunque dalla tentazione del clericalismo, dal volersi assicurare il cibo e la propria comodità disinteressandosi della gente. Noi non siamo distributori di olio in bottiglia, siamo unti per ungere. Ungiamo distribuendo noi stessi, distribuendo la nostra vocazione e il nostro cuore. Mentre ungiamo siamo nuovamente unti dalla fede e dall'affetto del nostro popolo. Ungiamo sporcandoci le mani, toccando le ferite, i peccati, le angustie della gente. Ungiamo profumandoci le mani, toccando la loro fede, le loro speranze, la loro fedeltà e la generosità, senza riserve del loro donarsi, che tanti illustrati qualificano di superstizioni. Colui che impara a ungere e a benedire si sana dalla meschinità, dall'abuso e dalla crudeltà.